seduta del Consiglio Comunale. Invito il segretario a fare l'appello. Sarto Marco, Munerotto Mattia, Montisano Vera, Presente. Doretto Catiuscia, Presente. Perissinotto Nicola, Presente. Zia Paolo, Presente. Antelmo Luca, Presente. Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Presente. Bravin Rachele, Presente. Finotto Alberto Fabio, Presente. Marchesan Rocco, Presente. Striuli Luciano, Buoso Arianna, Miollo Carlo, Basolino Antonio. Presente. C'è il numero lì. Grazie segretario. Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno vorrei fare alcuni ringraziamenti. Questi ringraziamenti vanno a tutti i dipendenti comunali, a tutte le persone impegnate ai seggi e alle forze dell'ordine per aver garantito tutti insieme il regolare svolgimento delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre in un clima di serenità. Un ringraziamento poi a tutti i cittadini per la fiducia che ci hanno concesso, ai componenti della lista che mi hanno sostenuto e a tutte quelle persone che ci hanno accompagnato nel nostro percorso, sono state tante. In particolare però un ringraziamento a tutti quei giovani che si sono avvicinati con entusiasmo al mondo della politica e ai problemi del nostro comune. Loro sono stati la cosa preziosa e straordinaria di questa tornata elettorale. Sarà nostro compito cercare di coinvolgerli nelle scelte, sarà nostro compito alimentare in loro l'entusiasmo per la partecipazione, poiché il dato più significativo di queste elezioni è stato quello dell'astensione. Ecco, credo che il compito più difficile sarà quello di far tornare la passione nella politica in chi l'ha persa e farla nascere nelle nuove generazioni. Guidare l'amministrazione del comune di Caorle è un onore ma anche una grande responsabilità. Da oggi sarò il sindaco di tutti ma anche di tutti i consiglieri e a loro tendo una mano e chiedo la collaborazione e il sostegno di tutti i rappresentanti del Consiglio Comunale. Permettetemi poi un ultimo e doveroso pensiero per la lista civica Caro in Comune con voi, che per una manciata di voti non è rappresentata in Consiglio Comunale. Mi sarebbe, e credo che se lo meritassero, piaciuto molto vederli rappresentati in questa assemblea. A quei ragazzi dico di non mollare e che faremo di tutto per renderli partecipi alla vita amministrativa della nostra comunità. Grazie di cuore a tutti voi. Passiamo ora al primo punto all'ordine del giorno con l'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi e giuramento del sindaco. Si richiama il contenuto degli articoli 41-69 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, i quali dispongono che nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti, dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità e contestare eventuali condizioni di incompatibilità. Le condizioni ostative all'esercizio della carica di consigliere comunale sono quelle riportate negli articoli 58, 60, 61, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 267/2000, del decreto legislativo 235/2012 e da alcune norme sparse nel corpo del decreto legislativo 39/2013, come disciplinano le varie fattispecie di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Il segretario comunale naturalmente è a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari sulle norme citate. Chiedo pertanto se qualche consigliere comunale necessita di approfondimenti sulla normativa. Se non c'è nessuna richiesta, procediamo. L'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del la data cos'è il 4 o 5? 5.
del 5 ottobre 2021 ha proclamato eletto sindaco nella mia persona e i consiglieri comunali di cui all'elenco seguente: Mattia Munerotto, Vera Montisano, Catiuscia Doretto, Nicola Perissinotto, Paolo Zia, Luca Antelmo, Elisa Canta, Daniela Di Vece, Elisa Trevisan, Rachele Bravin, Alberto Fabio Finotto, Rocco Marchesan, Luciano Striuli, Arianna Buoso, Carlo Miollo e Lino Baso Antonio. Invito pertanto i componenti di questa assemblea a dichiarare se sussistono condizioni di nullità o impedimento all'elezione di uno o più consiglieri e a indicarne i motivi e le ragioni. Se non ci sono interventi, dichiaro la regolarità della condizione degli eletti e si procede alla convalida. Mettiamo allora in votazione la convalida degli eletti. Voti favorevoli? Ecco, una cosa ci siamo dimenticati, gli scrutatori. E anche i capigruppo. E i capigruppo. Scusatemi, un po' di emozione dopo tanto tempo, un po' di rodaggio necessario, per cui procediamo. Io concluderei la votazione perché non tutti sono favorevoli, quindi chiederei astenuti e contrari. Non sospendiamo la votazione? No. Però non abbiamo gli scrutatori. Vabbè, allora non Io procederei alla nomina degli scrutatori nelle persone di Alberto Finotto, Rachele Bravin e Baso Lino Antonio. Ora possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 3. Si procede all'approvazione con... Anche l'immediato eseguito. Sì. Quanti sono? 11, 13. 13 voti favorevoli e 3 astenuti. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 3. 13 voti favorevoli. Si invitano inoltre i gruppi consigliari a dare indicazione del loro capogruppo. Prego, consigliere Zia. Paolo Zia per il La gruppo. maggioranza. Per la lista Cavolo. Prego, consigliere Miollo. Sindaco, allora Carlo Miollo per la lista Lega Salvini Forza Caorle. Grazie, consigliere Miollo. Prego, consigliere Marchesan. Buonasera a tutti, grazie Sindaco. Per la lista Rocco Marchesani, Sindaco, Sindaco Capogruppo Rocco Marchesani. Grazie, capogruppo. Il giuramento, sì. Secondo le previsioni dell'articolo 50,11 del testo unico degli enti locali, il sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli assessori e del Vice Sindaco. Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Chiedevo a questa Assemblea, dopo aver dato lettura delle deleghe, per cui della nomina della Giunta
e dei consiglieri delegati, se era il caso, tenendo conto che il programma è un programma consistente, sono 21 pagine, io ho anche provato, ci vorranno circa 40 minuti, però insomma sono pronto a farlo completamente, tenendo conto che lo stesso verrà depositato agli atti di questa assemblea e dato per letto. Ho anche le due alternative sinceramente, cioè quello di aver cercato di semplificarlo, ma sono comunque 25 minuti, 25-30 minuti, oppure di aver fatto una sintesi esponendo naturalmente le linee generali e qual è la filosofia insomma che ci ha spinto a presentare quel programma stesso. Per cui chiedo, e non so, il segretario mi sostenga se è il caso di mettere in votazione questa cosa o di chiedere ai capigruppo come vogliamo procedere. Chiederei ai capigruppo. Capogruppo Miollo. Grazie Sindaco. Per quanto ci riguarda va benissimo anche procedere con una sintesi, magari se nella sintesi volesse anche indicare quali sono gli elementi di priorità che vuole dare a questo programma. Grazie. Capogruppo Marchesani. Grazie, condivido anch'io quello che ha detto il capogruppo Miolo. Bene, io procedo alla comunicazione della Giunta e dei consiglieri delegati che ho nominato con decreto firmato oggi 19 ottobre 2021. Darò poi lettura di quelle che sono le linee programmatiche e sulle priorità, insomma, sono qua per integrare. Allora, Vice Sindaco Luca Antelmo, Vice Sindaco con delega alla cultura, pubblica istruzione, comunicazione e finanziamenti comunitari. Mattia Munerotto, Assessore al turismo, sport, commercio, attività produttive e politiche giovanili. Catiuscia Doretto, Assessore ai servizi sociali e pari opportunità. Vera Montisano, Assessore al bilancio e personale. Gianpietro Berardo, Assessore ai lavori pubblici, ecologia, ambiente e demanio. Ed invito, prego, l'assessore a sedersi. La delega comprende la firma degli atti di competenza. I consiglieri delegati, ai sensi dell'articolo 13,7 dello Statuto Comunale, sono Lisa Canta, con incarico relativo alle materie della cultura, comunicazione, Centro Culturale Bafile con il Teatro e Museo Nazionale di Archeologia del Mare. Nicola Perissinotto, con incarico relativo alle materie dei lavori pubblici, ecologia, ambiente e demanio. Daniela Di Vece, con incarico relativo alle materie dei servizi sociali, pari opportunità e casa di riposo. Paolo Zia, con incarico relativo alle questioni di San Giorgio di Livenza. Rachele Bravin, con incarico relativo alle materie del turismo, sport e politiche giovanili. Alberto Finotto, con incarico relativo alla materia del turismo, sport e politiche giovanili. Naturalmente il Sindaco si riserva la facoltà di modificare ove occorra, di revocare in tutto o in parte il presente provvedimento e di dispensare in qualunque momento dall'incarico gli assessori delegati. Procedo pertanto alla lettura, che è una sintesi principalmente della filosofia con la quale ci siamo approcciati per temi evidentemente generali. Cari consiglieri e cari consiglieri, durante gli anni di esperienza vissuto come primo cittadino, ho imparato che amministrare significa innanzitutto servire e che il compito del sindaco e degli amministratori comunali è proprio quello di partire dai cittadini, calandosi nella loro necessità e in ciò che vivono. Le linee programmatiche che abbiamo depositato oggi saranno riferimento dell'attività amministrativa dei prossimi 5 anni. Progettare la vita di una città, di un territorio, è un obiettivo molto serio, qualcosa che non può nascere dall'improvvisazione e dall'ascolto di pochi. Non nascondiamo che è stato un lavoro complesso, ma possiamo garantirvi che i punti presenti nel programma sono concreti e realizzabili. Ogni punto quindi nasce come risposta alle istanze presentate dai cittadini, con i quali ci confronteremo durante i prossimi anni in un rapporto di reciprocità che continuerà nel tempo fino alla fine del mandato su tutto il territorio comunale, frazioni comprese. Ribadiamo
Il nostro massimo impegno a garantire alla comunità intera servizi e strumenti capaci di sostenere la persona, la famiglia e le aziende in difficoltà tutte. Non vi sarà alcuna distinzione perché Cauro è di tutti e così anche il sindaco e l'amministrazione saranno di tutti i cittadini. Ci troviamo in un periodo storico delicato, segnato dalla terribile pandemia. Fortunatamente per la nostra comunità in quest'ultimo periodo si stanno vedendo diversi segnali di ripresa. Proprio questa è l'occasione per dare inizio ad una fase straordinaria che ci veda uniti, per cogliere tutte le opportunità che l'uscita dall'emergenza può offrire. Ci impegneremo con tenacia per assicurare residenzialità, lavoro, servizi e investimenti che realmente possono cogliere e rispondere alle necessità sempre più complesse di ognuno di noi. Si lavorerà per eliminare gli sprechi e per contenere i costi al fine di liberare risorse per il sociale, per la scuola, per la cultura e per la salvaguardia dell'ambiente. Riserveremo un grande sforzo per riportare Caore ad essere comunità coesa e forte. Investiremo sulle associazioni e su tante realtà che quotidianamente, spesso in modo discreto e silenzioso, contribuiscono a creare occasioni di incontro e momenti di crescita nella vita comunitaria. Dedicheremo loro spazi e risorse in ogni ambito. Al primo punto del nostro programma non può quindi che esserci la comunità, intesa come luogo di memoria collettiva, condivisa e di relazioni tra i cittadini, in cui si sviluppano cooperazione, senso di appartenenza, democrazia e solidarietà. Un luogo dunque che al suo centro mette la pratica delle relazioni e che non rinuncia all'idea di un mondo più giusto. Il rispetto per la persona e per i diritti individuali dell'uomo sono la stella polare che guiderà la nostra amministrazione. Sono diritti inviolabili che, come sancito dalla nostra Costituzione, riguardano l'affermazione della libertà, la dignità del lavoro e la tutela sociale e sanitaria, l'accesso all'istruzione per tutti. Ci impegneremo a garantire livelli elevati nei servizi sanitari e sociali, a sostenere la qualità nella scuola, nei suoi spazi e servizi, a promuovere la tutela dell'ambiente, a garantire il corretto funzionamento dell'istituzione comune e il confronto democratico in tutta la comunità. Sarà nostra premura, inoltre, operare per la promozione del tessuto economico, per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, per la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze della Caore di oggi e quella futura. Solo in un comune in cui sono garantiti legalità, equilibrio, trasparenza e vicinanza alla cittadinanza è possibile ridare spazio e ruolo alle aspirazioni dei più giovani ed insieme accompagnare dignitosamente chi di strada ne ha già percorsa, custodendo e garantendo così un mondo più giusto e una città migliore per chi verrà dopo di noi. La sfida di oggi è enorme e sempre più complessa, in una società in cui le nuove tecnologie, l'invecchiamento della popolazione residente, la paura dell'altro diverso da me, le numerose forme di violenza e gli atti di bullismo verso i più deboli si diffondono velocemente. Non promettiamo ricette facili o soluzioni immediate, perché non ce ne sono. Ciò in cui crediamo risiede nella forza di esserci senza lasciare nessuno indietro. E questo è il compito di un'amministrazione lungimirante: costruire le condizioni affinché tutti i portatori di interesse, famiglie, associazioni, parrocchie, educatori, siano coinvolti e responsabilizzati, sentendosi parte fondamentale della soluzione. Per questo ci sentiamo fortemente impegnati a custodire la nostra comunità come qualcosa di prezioso, permettendo ad ogni cittadino di viverla, conoscerla e di sentirsi parte attiva di essa. Vogliamo contrastare e prevenire ogni forma di pressione e violenza di genere, psicologica, fisica e sociale, per garantire a tutti la possibilità di poter vivere una buona vita e dignitosa. Tra le priorità, perché questo è quello che mi è stato chiesto dai capigruppo, è quella, innanzitutto, dopo aver nominato la Giunta, di procedere alla riorganizzazione di alcuni uffici, questo per dare evidentemente equilibrio ai settori. La seconda cosa, quella di mettere e di dare un incarico subito per la revisione del piano urbano del traffico, di affrontare la questione di Falconera e di procedere all'iscrizione di avviso pubblico, per la quale è già stata inviata una comunicazione il 14 di ottobre,
che deve essere ratificata naturalmente da questo Consiglio, perché l'iscrizione passa attraverso una delibera di Consiglio Comunale. Ecco, queste sono le prime 3 questioni, tenendo conto che, ma questa è l'esperienza che ho fatto in questi giorni, ci sono moltissime altre questioni urgenti che vanno affrontate, che possono sembrare di minore importanza, ma che hanno un peso evidentemente nella quotidianità dell'amministrazione comunale. Penso a un progetto come il Sutra, penso ad una manifestazione come Carlo Wonderland, che è stata presentata e che i cittadini si stanno aspettando e per la quale abbiamo chiesto un incontro con chi l'ha organizzata in passato e per la quale oggi agli atti non c'è né una proposta, né una delibera, né una determina, né nessun altro documento. A chi la propone abbiamo detto che siamo pronti a mettere a disposizione, recuperando nel bilancio comunale la cifra che in passato era stata messa a disposizione e magari se fosse necessario anche integrandola, tenendo conto che, come abbiamo dichiarato durante tutto il percorso della nostra campagna elettorale, quella è una manifestazione che vogliamo fare e per la quale ci stiamo impegnando da subito. È evidente che poi le cose sono tantissime, ma mi limito e mi fermo a questo tenendo conto della struttura generale del programma, che è molto evidentemente più articolata. Grazie. Se ci sono interventi. Sono interventi? Capogruppo Miolo. Sì, grazie Sindaco. Bene, nel senso che vedo che molti dei punti che anche noi avevamo tracciato come linee prioritarie nella definizione del nostro programma elettorale si sovrappongono a quelle che sono le sensibilità che da subito questa amministrazione vuole mettere al centro della propria attenzione amministrativa e quindi insomma ci riteniamo sufficientemente soddisfatti di questa partenza. Ecco. Bene. Grazie Capogruppo Miolo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi metto in votazione si vota in maniera palese per alzata di mano. Procediamo pertanto alla votazione delle linee programmatiche così come presentate, tenendo conto del documento che dovrebbe essere, ripeto, di diffusa conoscenza da parte dei consiglieri comunali, dei cittadini e di conseguenza di chi ne aveva titolo e diritto. Voti favorevoli? 12. Voti contrari? Voti astenuti? La delibera passa praticamente con 12 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Nomina dei componenti della commissione elettorale. Tale adempimento si rende necessario a seguito del rinnovo degli organi elettivi del Comune. La precedente commissione elettorale è stata nominata con delibera del Consiglio Comunale, ce l'abbiamo dottore? Numero 35 del 23 giugno 2016, è scaduta in seguito al rinnovo degli organi elettivi del Comune avvenuto in data 3 o 4 ottobre. Rilevato che le modalità di nomina della Commissione elettorale sono stabilite dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 20 marzo 1967 numero 223, successive modificazioni. Visto in particolare l'articolo 12 del DPR 20 marzo 1967 numero 223, così come modificato dal decreto legge del 3 gennaio 2006 numero 1, convertito in legge il 27 gennaio 2006 numero 22. Dato atto che in questo Comune la composizione della Commissione elettorale dovrà comprendere, oltre al Sindaco,
che la presiede, 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. Per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano d'età. Il sindaco non prende parte alla votazione, per cui la votazione è in forma segreta. Avete distribuite le schede, un nome solo naturalmente. Ci sono indicazioni o procediamo direttamente alla votazione? Sì, abbiamo gli scrutatori, quindi Sì, dopo glielo diciamo adesso. Ok, procediamo alla votazione. ribadirei dei membri effettivi in questo momento. Sì, naturalmente la prima votazione riguarda i membri effettivi, poi ci sarà la votazione per i supplenti. Allora, primi 5. Facciamo raccogliere il voto? Sì. Prego. Vuoi far venire qui gli scrutatori? Invito gli scrutatori ad avvicinarsi. Pesca Lino. Peschiamo? Sì. Se può dire ad alta voce il nome. Ad alta voce. Lino va. Baso. Lino Baso. Arianna Buoso. Dai là. Buoso. Buoso Arianna. 2. Lino Baso. 2. Buoso Arianna. 3. Rachele Bravini. Bravini 1. Rachele Bravini. 2. Alberto Finotto. Finotto 1. Rachele Bravini. Rachele Bravini. 4. Rachele Bravini. Alberto Finotto. Alberto Finotto. Alberto Finotto. Alberto Finotto. 5. Amelia. Alberto Finotto. 6 voti Finotto, 1, 2, 3, 4, 5 voti Bravini, 3 voti Buoso, 2 voti Baso. Risultano eletti Finotto, Bravini, Buoso. Do l'esito della votazione. Risultano eletti Finotto Alberto con 6 voti, Sì, Rachele Bravin 5. con 5 e Buoso Arianna con 3. Membri supplenti, detengo io. Elettorale. Procediamo alla votazione anche dei membri supplenti con le stesse modalità.
Invito nuovamente gli scrutatori ad avvicinarsi al tavolo. Sta fatica. Basta Sembrava facile. basta scrutatori. Striuli Luciano. Elisa Campa. Striuli Luciano. Periscinotto Nicola. Luciano Striuli. Elisa Canta. Nino Banco. Doc. Elisa Campa. Elisa Canta. Elisa Campa. 5, Periscinotto Nicola. 2. Nino Basso. 2, Nicola Periscinotto. Periscinotto Nicola. 4, Periscinotto Nicola. 5, Periscinotto. 6, Perissinotto 6, Canta 5, Strioli 3, Baso 2. Risultano eletti Perissinotto, Canta, Strioli. All'esito dello spoglio i membri supplenti nominati sono Perissinotto Nicola con voti 6, Canta Elisa con voti 5 e Striuli Luciano con voti 3. Passiamo ora al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Gli articoli 19 e 20 dello Statuto Comunale stabiliscono che il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale eletto dallo stesso nella prima adunanza successiva alle elezioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. La votazione, anche in questo caso, si tiene per schede segrete, ovviamente con voto limitato a 1, la deliberazione immediatamente esecutiva secondo quanto previsto dall'articolo 3 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, senza che sia necessaria un'apposita votazione. Le schede sono già distribuite, ci sono indicazioni da parte dei gruppi, chiedo. Perché la lista civica, cavoli tutti, non diciamo che lista civica. Bene, capogruppo. Ci sono altre indicazioni? Procediamo alla votazione. Invito nuovamente gli scrutatori. Devo vedere il prossimo consiglio. Che sono solo Elisa Trevisani.
Carlo Miollo. Vuota. Bianca, quindi. Bianca. Carlo Miollo. Vuota. Bianca, Bianca 3, Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. dichiaro chiusa la seduta. Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. Ah, ce l'ho. Vai. Trevisan Elisa. 10. Elisa Trevisan. Elisa Trevisan. Risulta eletta Elisa Trevisan. Lo spoglio ha dato il seguente esito: 12 voti Elisa Trevisan, 2 voti Carlo Miollo e 3 schede bianche. Viene eletta Presidente del Consiglio Comunale di Caorle la consigliera Elisa Trevisan, alla quale naturalmente lascio la parola e anche il posto volentieri. Buonasera a tutti. In qualità di nuovo Presidente del Consiglio vi ringrazio tutti per la fiducia accordatami e mi rivolgo ai consiglieri tutti, di maggioranza e di minoranza, consapevole che tutti li rappresento indistintamente e con tale consapevolezza sarò rispettosa del ruolo che mi è stato riconosciuto e delle sue funzioni, siano esse attribuite per legge o per statuto comunale, e ciò sempre nell'interesse del Consiglio Comunale tutto intero, al fine di garantirne il corretto e proficuo funzionamento. Ciò detto, penso di poter anche dire che questa seduta è chiusa e vi ringrazio nuovamente. Bene, sta a posto.